Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. Sopralluogo del ministro Musumeci nelle zone devastate dal ciclone Harry. Da Santa Teresa di Riva a Catania il ministro della Protezione Civile ha annunciato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Bisogna ricostruire pensando che potrebbe esserci una replica. Intanto la Giunta regionale ha stimato oltre 741 milioni di euro di danni, numeri che superano il milione di euro con i ristori alle attività danneggiate, chiesto dal presidente Schifani lo stato di calamità a Roma. Al via a Caltanissetta gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che coinvolge il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e altre 4 persone. Mancuso ha detto: risponderò al GIP e sono certo che faremo chiarezza. La Cassazione ha annullato la condanna all'amante di Messina Denaro, bocciato il reato di favoreggiamento per Lorena Lancieri. In primo grado era imputata per concorso esterno. Intanto a Corleone è tornata Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra, dopo la scarcerazione. A Palermo, polizia allo Zen alla ricerca di droga e armi, le pistole affittate nel weekend dai giovani, 50 euro la tariffa per accaparrarsi l'arma per un paio di giorni. Calciomercato in Serie B, il Palermo si avvicina a Dennis Jonsen. Dopo la gara contro il Modena, il DS Osti dovrebbe chiudere la trattativa per l'attaccante norvegese. Sul tavolo ci sarebbero 3 anni e mezzo di contratto. Il Catania ufficializza Miceli e Ponsi, il difensore domenica sarà in campo contro il Cosenza. Il club rossazzurro pronto a chiudere con Carnielutti del Crotone. Torniamo a parlare del ciclone Harry, naturalmente in primo piano sopralluogo del ministro della Protezione Civile sui luoghi del disastro da Santa Teresa di Riva nel Messinese fino a Catania. Il ministro Musumeci ha annunciato che proporrà la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e poi ha detto bisogna ricostruire pensando che possa accadere di nuovo. Lo ha intervistato Lorena Dolci. Fa rabbia in generale, so quello che è accaduto in Calabria, in Sardegna, fa rabbia nella mia terra in modo particolare. Il problema, sapete qual è? È che fra qualche giorno avremo dimenticato. È la rabbia di un siciliano di fronte al disastro lungo le coste dell'isola. Il primo sopralluogo del ministro della Protezione Civile è a Santa Teresa di Riva, uno fra i comuni messinesi più devastati dalla mareggiata. Poco dopo è a lungomare di Ognina, al porticciolo di San Giovanni Licuti a Catania. Musumeci annuncia che nel prossimo Consiglio dei Ministri chiederà lo stato di emergenza nazionale. Se tutto può avvenire nello spazio di 3-4 giorni, ma intanto i sindaci, se vogliono, e già alcuni lo stanno facendo, possono benissimo lavorare per rimuovere macerie, per ripristinare la viabilità essenziale. Intanto bisogna capire quante sono le attività danneggiate, quali quelle coperte da assicurazione. Ricordo che da qualche mese in Italia l'assicurazione contro le catastrofi è obbligatoria. Si pensa dunque alla ricostruzione, considerando che eventi simili non sono più eccezionali. Se si ricostruisce, si deve ricostruire pensando che possa esserci una replica fra 10, 20, 50 anni, ma occorre ricostruire con una nuova pianificazione urbanistica e soprattutto, per quello che dicono gli scienziati, che fra 70-80 anni una parte delle coste italiane saranno ricoperte dal mare. A gestire la pianificazione sarà un commissario straordinario, come previsto dalla legge, che dovrà individuare le priorità. Qui la Sicilia ha avuto dei danni importanti sulla viabilità costiera, sulle infrastrutture ferroviarie. Dato da sottolineare è l'assenza di vittime, segnale che il sistema di prevenzione ha funzionato. Con la prevenzione, con 3 miliardi, potremmo davvero evitare tanti rischi, tanti danni, anche umani. Intanto la Giunta regionale prova a fare una prima stima naturalmente dei danni. Si parla di oltre 741 milioni di euro che potrebbero superare il milione se si considerano naturalmente tutte le attività danneggiate. Ma intanto è stato chiesto lo stato di calamità
a Roma. Sentiamo Manlio Viola. Oltre 741 milioni di euro di danni e la stima è destinata a salire per effetto della quantificazione dei ristori che sarà necessario erogare alle attività danneggiate o paralizzate da quel che è successo. A comunicare i primi dati ufficiali è stato il presidente della regione Renato Schifani al termine di una giunta di governo nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale e avanzata la richiesta per lo stato di calamità naturale a Roma per quel che è accaduto con il ciclone Harry. La regione ha subito stanziato 70 milioni di euro, 50 dei quali immediatamente disponibili. Sicuramente arriveranno io confido pari importo da parte dello Stato per le prime emergenze, sicuramente vi sarà una grande collaborazione paritaria tra governo regionale e nazionale. Il governo regionale farà di tutto per poter attingere anche al recupero di somme derivanti dal programma di fondi di coesione 14, 20, 21, 27 somme, quindi di pertinenza della regione, quindi non trovo preoccupazioni su una condivisione di individuazione di somme, reperimento di somme. I danni più consistenti sono stimati nel catanese, pari a 244 milioni, poi nel messinese serviranno 203 milioni, nel siracusano altri 160. Questo per affrontare le emergenze, poi si dovrà pensare alla ricostruzione e si potrà farlo grazie a una legge quadro del 2025 con il riconoscimento dello stato di ricostruzione di livello nazionale e la nomina di un commissario straordinario per gli interventi. Il presidente visiterà i comuni danneggiati. Incontrerò i sindaci, incontrerò naturalmente i titolari dei balneari danneggiati, voglio incontrare anche la gente per far sentire la presenza della regione e rassicurarli. Una cosa è certa, i tempi per il ritorno alla normalità non potranno essere brevi. E domani ci sarà proprio un sopralluogo da parte del presidente Schifani sui luoghi devastati dal ciclone Harry, ma intanto ci sono le persone, i siciliani, i cittadini che sono alle prese con questi luoghi devastati, con le loro abitazioni anche devastate. Dal lungomare sventrato di Catania, le case distrutte ad Acitrezza e Stazzo, si contano i danni. Ha fatto un punto nel servizio Tonino De Mano. Il chiosco piegato su se stesso sul lungomare devastato di Catania. I sommozzatori dentro la casa con vista sui faraglioni ad Acitrezza. La statua di Padre Pio intatta nonostante la distruzione a Stazzo. 3 immagini simbolo e forti lasciate ricordo dal ciclone Harry. Partiamo dal capoluogo etneo dove il mare in tempesta ha reso irriconoscibile anche il borgo marinaro di San Giovanni di Cuti. Sul posto intercettiamo il prefetto Signoriello. Adesso si tratta di fare la conta dei danni e rimboccarsi le maniche e ripartire tutti insieme. Si lecca le ferite a Acitrezza, messe in ginocchio dalla furia dei marosi che hanno divorato ogni cosa, in primis le attività commerciali poste ed esposte al mare. Ingenti da quantificare i danni, nel frattempo si cerca di salvare il salvabile per recuperare più cose possibili, alcune persino impossibili da prendere, tanto da richiedere l'intervento dei sommozzatori. A terra anche un albero secolare. Scene di devastazione anche a Stazzo, la zona del porto è stata divorata dal mare e non è andata meglio la strada, sventrata e impraticabile, chissà per quanto tempo. C'è chi ha perso tutto. È pena al cuore, no? Sacrifici, anni di sacrifici dei miei genitori che l'hanno fatto con molti sacrifici, purtroppo. Comunque l'importante è che non ci siano stati feriti, morti. È drammatico. Praticamente non abbiamo più case in tanti. Si piange, si impreca e si prega e in molti si fermano davanti alla statua di Padre Pio, circondata dalle macerie, ma rimasta in piedi ed intatta. Le onde non l'hanno colpito, ma questa è una dimostrazione che Padre Pio è potente sulla terra. Nessun morto e nessun ferito. Da queste parti già si grida al miracolo. Ci spostiamo nella provincia di Siracusa, anche la zona balneare del Siracusano è stata colpita violentemente dal ciclone Harry, con le villette che sono state distrutte dal mare. In città si stimano 35 milioni di danni. Sentiamo Francesca Loi. Harry è andato via, ma per rialzarsi servirà ancora del tempo. Eccolo il lungomare di Ognina, a Siracusa. Le onde hanno distrutto tutto. Qui siamo proprio a 2 passi dal mare, lo vedete alle nostre spalle, è tutto devastato. Le immagini dicono più di ogni altra parola. In questa villa il mare è entrato fin dentro casa. Il muro di recinzione è buttato giù.
come pasta frolla, ma lo scenario è identico in gran parte della strada. C'è chi ha avuto problemi proprio in casa, questo sicuramente. Dipendeva molto dal fondale e dal punto in cui, ovviamente, dall'esposizione. Questo locale è stato quasi spazzato via, ma la furia del mare non è bastata per cancellare la voglia di ripartire. Non è una negligenza nostra, non possiamo farci nulla, è la natura e pertanto si riparte, che dire, come si suol dire, più forti di prima. Qui, come in altre zone della città, manca la luce. Più di 2000 le richieste di intervento ad E-Distribuzione, con i tecnici al lavoro da ore. Vigile del fuoco, buongiorno. Sì, mi dica, che succede? Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco, impegnati ancora sul campo. Stiamo parlando di danni materiali, quindi di danni alle cose, ingenti sicuramente, ma di danni alle cose. In questo contesto non si stanno contando vittime, questo è importante perché è stato fatto un lavoro sinergico fino a partire dalla prevenzione. Intanto dalla Protezione Civile si stimano oltre 35 milioni di euro di danni, soltanto a Siracusa. E vediamo anche i danni nelle campagne nel servizio di Giusy Lazzara. L'agricoltura siciliana paga un prezzo pesante per il passaggio del ciclone che ha spazzato via raccolti e mesi di lavoro nelle campagne. Il nostro tour comincia da Corleone, nel Palermitano. Qui si contano i danni e si pensa anche ai prossimi mesi. Le forti raffiche di vento hanno scoperchiato il nostro magazzino, dove, come vedete, immagazziniamo i nostri foraggi. Andando incontro alla pioggia nei giorni a seguire, sicuramente questo foraggio sarà fortemente danneggiato. Ci spostiamo ad Agrigento, guardate queste serre di un vivaio, il vento ha distrutto tutto. Ci avviciniamo a Catania, sulla sponda del fiume Gornalunga esondato, affluente del Simeto. Qui, nella zona di Sigonella, sott'acqua l'intero seminato di grano. Ogni volta che cadono 100 mm di acqua, noi abbiamo tutta la piana allagata, seminativi e agrumeti compresi. Ora ditemi voi se possiamo fare agricoltura in queste condizioni. E in questo agrumeto a Santa Maria di Licodia nel Catanese sono andate perse metà delle arance che erano pronte per essere vendute. Nel Ragusano serre distrutte e agrumeti impraticabili nel Messinese. Coldiretti Sicilia sta raccogliendo le segnalazioni da vari territori e si sta già attivando per la richiesta di stato di calamità. Gli agricoltori non si arrendono e sono pronti ad affrontare una nuova calamità, a sostenere i costi per ripristinare capannoni e seminare per nuovi raccolti. Cambiamo argomento. Sono iniziati questa mattina a Caltanissetta gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per corruzione relativamente all'assegnazione dei fondi per gli spettacoli che coinvolge tra gli altri anche il deputato di Forza Italia Mancuso. Sentiamo il servizio di Rita Cinardi. Secondo la procura di Caltanissetta, il deputato di Forza Italia Michele Mancuso, per il quale sono stati chiesti gli arresti domiciliari, avrebbe incassato una tangente da 12.000 euro per favorire un'associazione che avrebbe ottenuto 98.000 euro per organizzare dei concerti. Il denaro sarebbe stato consegnato da Lorenzo Tricoli, ritenuto il braccio destro del deputato, e proprio Tricoli è stato uno dei primi ad arrivare al Palazzo di Giustizia e prima di entrare in aula si è fermato a parlare con i giornalisti. Tricoli ha chiarito la vicenda relativa ad un incontro nello spiazzale dell'Hotel San Michele, dove i due si sarebbero scambiati una busta. Le intercettazioni fanno riferimento a un compleanno dell'onorevole Mancuso dove chiede un regalo in busta. Abbiamo regalato in gruppo un maglione, quindi però dico, questi sono pettegolezzi. Nel primo pomeriggio è arrivato anche il deputato di Forza Italia Michele Mancuso, che si è detto sereno. Io sono certo che faremo chiarezza, spero che voi siate solerti pure quando faremo chiarezza. Cosa c'è di vero su questa presunta mazzetta? Assolutamente nulla, ne parleremo con il giudice. Intanto qualche giorno fa, durante le perquisizioni, la polizia avrebbe trovato altri 2.000 euro in contanti sotto il tappetino dell'auto intestata alla moglie del parlamentare con la scritta trasferimento. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un'altra ipotesi di reato legata al trasferimento di sede di un infermiere dell'ASP di Caltanissetta effettivamente avvenuto. Il legale di Mancuso ha già annunciato che il sequestro sarà contestato, sostenendo che sarebbe stato lo stesso indagato ad indicare il denaro agli agenti. La Cassazione ha annullato la condanna all'amante di Messina Denaro, bocciato il reato di favoreggiamento per Lorena Lancieri, in primo grado era imputata per concorso esterno. Sentiamo.
La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello a carico di Lorena Lancieri, una delle amanti di Matteo Messina Denaro. I giudici di secondo grado, riformando il verdetto del GUP, che aveva ritenuto la donna responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa, comminandole la pena di 13 anni e 4 mesi, l'avevano condannata a 5 anni e 8 mesi per favoreggiamento e procurata in osservanza della pena. Una qualificazione giuridica bocciata dai giudici romani, che hanno rinviato il processo ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Palermo perché si pronunci sul punto. Il nuovo giudizio influirà naturalmente sull'ammontare della pena. È passata in giudicato invece la condanna del marito della Lancieri, Emanuele Bonafede, il vivandiere del boss, arrestato per favoreggiamento aggravato e condannato a 4 anni e 4 mesi. L'imputata aveva ammesso la sua relazione con il capo mafia, sostenendo di aver saputo solo in un secondo momento chi fosse veramente quell'uomo. Lancieri, oltre a prendersi cura del padrino di Castelvetrano, ne ha curato per anni la corrispondenza, consentendogli di rimanere in contatto con i familiari ed altri uomini d'onore. Intanto Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra, è arrivata a Corleone. La donna, scarcerata ieri dopo l'arresto dell'ottobre scorso per estorsione aggravata, ha l'obbligo di dimora nel comune di Corleone, come disposto dal GIP di Firenze. Riina si trova in casa della madre Ninetta Bagarella, sorella del killer ergastolano Leo Luca, in via Cesare Terranova. Andiamo a Caltagirone, dove sono arrivati 5 nuovi magistrati, ma c'è ancora carenza di personale. Ci dice tutto Salvo Cona. Arrivati i rinforzi al Tribunale di Caltagirone, con gli organici particolarmente in sofferenza dall'ultimo giro di trasferimenti, un problema già segnalato dall'Ordine degli Avvocati, dal Presidente del Tribunale di Caltagirone Vincenzo Panebianco e dal Procuratore della Repubblica di Caltagirone Rosanna Casabona, che ha accolto i 5 nuovi giovani magistrati, tutte donne, in servizio fra il settore giudicante e la Procura della Repubblica. In procura sono arrivate 2 colleghe dalla Toscana e in tribunale 3. Questo fatto è davvero importantissimo per gli uffici giudiziari di Caltagirone, è un po' una boccata d'aria che ci fa ben sperare per il futuro, anche perché sono colleghe di prima nomina, quindi si spera che riescano comunque a stare per qualche anno qui da noi e a consolidare, un lavoro, un'organizzazione che ci consenta di dare maggiori risultati. Però, nonostante i nuovi rinforzi, al Tribunale Calatino tiene ancora a banco la carenza di organico, che attende l'arrivo di altri 4 nuovi magistrati, il che farà tirare un sospiro di sollievo alla giustizia calatina in un momento in cui la penuria di magistrati nei tribunali italiani è un problema cronico e diffuso. E purtroppo questa situazione, aggravata dalla mancanza di personale amministrativo, contribuisce alla ormai ben nota lentezza della giustizia italiana. Andiamo a Palermo, nuovo blitz della polizia al quartiere Zen alla ricerca di armi e droga, e poi si scopre una cosa sconcertante, cioè che le pistole si possono anche affittare per il weekend. Il prezzo è 50 euro per avere un'arma per un paio di giorni. Ci dice tutto Marco Gulla. Tra i padiglioni la polizia ricerca armi e droga, un nuovo blitz oggi allo Zen. Al setaccio ci sono appartamenti e cunicoli con l'obiettivo di trovare soprattutto pistole e fucili. Quelle armi che vengono addirittura noleggiate nel weekend da tantissimi giovani per andare in discoteca. La conferma arriva anche da chi vive allo Zen quotidianamente, come le associazioni che provano a far imboccare altre strade ai tanti ragazzi del quartiere. Esiste un sistema di noleggio delle armi, soprattutto nei weekend, ragazzini, soprattutto minorenni, dove si è anche scoperto attraverso la polizia che queste armi noleggiate sono state utilizzate anche per poi fare interventi a fuoco, come la discoteca Reloi nel 2024, e non sappiamo se ancora quelle armi noleggiate sono state le stesse che hanno ucciso Paolo Taormina, eccetera. Queste sono ancora cose da accertare. Armi a noleggio, circa 50 euro la tariffa per accaparrarsi una pistola per un paio di giorni. Veramente è facile poter reperire queste armi, quindi oggi un ragazzino che vive allo Zen, che vive a Brancaccio, che vive allo Sperone, viene qui, se ha i contatti giusti, contatti di fiducia, riesce a portarsi via una pistola da tenere nel weekend dentro la borsetta mentre gira con la sua bicicletta elettrica.
Nella notte sono invece stati arrestati 2 sedicenni che stavano rubando un'auto in Piazza Magione. Mentre stavano per essere trasferiti nel carcere minorile Malaspina, i 2 sedicenni hanno invito contro i carabinieri e danneggiato 2 autovetture di servizio. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime di calciomercato per quanto riguarda il Palermo e il Catania. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B con il Palermo che è impegnato su 2 fronti dal punto di vista del campionato alla preparazione per la prossima partita contro il Modena e poi impegnato anche sul fronte del mercato per l'acquisto del norvegese Johnsen. Sentiamo il servizio di Marco Gulla. Se da un lato il Palermo lavora per la partita di sabato al Braia contro il Modena, dall'altro il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato nel mercato in entrata. Il club rosanero si avvicina a Dennis Johnsen. Dopo la gara contro il Modena, Osti dovrebbe chiudere la trattativa per l'attaccante norvegese, che dovrebbe così essere il secondo rinforzo della campagna acquisti del Palermo, dopo il ritorno di Magnani che ha rescisso il contratto con la Reggiana. Johnsen dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo. Sul tavolo ci sarebbero 3 anni e mezzo di contratto con un'operazione complessiva, ingaggio e cartellino, intorno ai 4 milioni di euro. La Cremonese è disposta a cedere il giocatore e si sta già muovendo sul mercato per trovare un sostituto. Si allontana quindi Tramoni del Pisa. Difficile che oltre a Johnsen il Palermo possa puntare anche sul trequartista nerazzurro. Sul fronte cessioni, Diakité è ormai vicino alla cessione, su di lui alcuni club di Serie B, ma il maliano potrebbe andare all'estero. Ipotesi cessione in prestito anche per Corona, su di lui Pescara, Reggiana e Juve Stabia. Novità sul mercato anche per il Catania che intanto si prepara per la partita contro il Cosenza. Marco Carli. Difensore e esterno, i colpi già fatti, importanti per il Catania. Miceli che già si allena in gruppo, così come Ponsi. Sono i 2 giocatori che potranno dare un contributo immediato, soprattutto il primo. Complici le assenze di Pieraccini, infortunato alla mano e comunque squalificato, e di Di Gennaro che è stato operato a Villa Stuart con intervento ottimamente riuscito per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Miceli, 1 anno e mezzo l'accordo con il Catania, rappresenta una garanzia per il reparto arretrato. Nelle ultime 2 stagioni al Monopoli e tanta esperienza nelle difese fra le altre di Taranto, Turris, Virtus Francavilla e Avellino. Lui giocherà con Allegretto e Celli contro il Cosenza. Ponsi è stato preso per dare un'alternativa di valore sugli esterni, come spiegato dallo stesso Toscano. Sarebbe stato, quello sulle fasce, il primo innesto se non ci fossero stati gli infortuni di Aloi e Cicirelli e poi quello di Di Gennaro. Mancano adesso gli ultimi 2 colpi. Ancora in difesa, proprio a seguito dell'infortunio del centrale titolare. Carnielutti è un profilo che piace e si sta ragionando per trovare la quadra. In mediana i 3 nomi che circolano hanno caratteristiche diverse. Meazzi è un centrocampista d'attacco utilizzato anche come trequartista. Di Noia è un vero mediano completamente diverso da Meazzi, per intenderci. Aua lo si è visto da poco a Catania con la Cavese, ma è indietro nelle preferenze rispetto agli altri 2 o ad altri profili. Questa però del centrocampista è una scelta determinante secondo il club, che vuole provare a non sbagliare e dunque si sta prendendo il tempo che serve per trovare la giusta soluzione. E c'è un'altra notizia che riguarda proprio il Catania, perché in queste ore il club ha perfezionato l'accordo con il Crotone per il passaggio di Riccardo Carnielutti in rossazzurro. Il difensore si legherebbe al club etneo fino al 2028. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è un'altra notizia, una bimba di 17 mesi è arrivata ieri all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole della madre. La piccola è stata subito sottoposta alle prime cure e agli accertamenti clinici necessari, poi valutate le sue condizioni i medici hanno disposto il trasferimento nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Cristina di Palermo, dove la bambina è stata ricoverata per ulteriori cure e un monitoraggio specialistico. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata.